Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E allora una nuova puntata di Made in Polesine, miei cari, sta per iniziare anche questa settimana in compagnia, come sempre, di Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti su Diva FM naturalmente e anche su Radio Colbe. Buongiorno agli amici di Rovigo, come state? Tutto bene? Sì, tutto bene. Sono tornati in collegamento con noi finalmente. Un graditissimo ritorno. Bene, ciao amici di Radio Colbe. E poi anche salutiamo i nostri cari amici che ci seguono tutte le settimane, sempre su Made in Polesine Web TV. È la cosa, insomma, non può farci che tanto piacere. Andiamo subito con i titoli di questa puntata di Made in Polesine. Il primo parte Amazon. E poi 1000 anni da Fosson. Dal Fosson. Dal Fosson. Ho sbagliato io, scusa. Allora, ripetiamo. 1000 anni dal Fosson. Ecco qua. Elezioni regionali in Polesine. Appena finite, quindi dopo ne parleremo un po'. Delta Art, una grande realtà. Ultimo. Ma non ultimo. Ultimo. Crocefisso miracoloso. Miracolato? Miracoloso. Miracoloso. Crocefisso miracoloso, miracolato. C'è un errore sul titolo. Crocefisso miracoloso. Stop. Miracoloso. Hai aggiunto tu miracoloso. C'è un miracolato. Perché era un miracolo. Insomma, dai. Ok, allora dai, ci siamo così addentrati nella puntata di oggi di Made in Polesine. Noi ci sentiamo tra pochissimo per iniziare. E allora siamo pronti per iniziare con il primo argomento di oggi. Come già preannunciato nei titoli, parliamo di Amazon, che praticamente è in partenza con la nuova realtà nelle nostre zone. Ecco, che dire, sappiamo che a Castel Guglielmo / San Bellino ha aperto questo grossissimo centro Amazon, uno dei più grossi che ci sono in Italia. Ha aperto il lunedì 21. E che dire, innanzitutto è una cosa imponente, se si passa per la superstrada si vedrà veramente una cosa straordinaria, perlomeno per i nostri territori, ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Dietro questo centro c'è il più grande parco di produzione di corrente solare che è appunto a San Bellino ed è proprio adiacente al gruppo di Amazon. Perché Amazon, essendo carbon free e quindi non vuole inquinare, ha proprio scelto questo tipo di location, anche perché è vicina a 2 autostrade, proprio perché c'è anche questo parco fotovoltaico. E che dire, allora, innanzitutto che aprono con 220 addetti, questi addetti vengono da altri centri e entro un anno verranno assunti più o meno 900 persone, tutte polesane. È una grossissima opportunità per il nostro territorio. Io personalmente ho fatto domanda attraverso anche la testata Prima Free per andare a visitare all'interno, ma mi hanno detto no. Mi hanno detto di no, non si può. Non si può assolutamente. Non si può, però noi non demordiamo, che chiederemo ancora una volta, però sappiamo che è molto difficile entrare all'interno di questi stabilimenti robotizzatissimi, magazzini con scaffali semoventi. Io ho visto dei filmati sul centro di Piacenza ed è una roba impressionante. E che dire, ben venga, siccome qualcuno contesta il fatto che ma ci sono turni di lavoro massacranti, il turno qua, il turno là, eccetera eccetera. L'importante è che ci sia del lavoro. Ce ne fossero altri. L'importante è che ci sia del lavoro e dopo ne parliamo. Dai, va bene. Quindi, buona notizia per l'occupazione del nostro Polesine. Ripeto, 220 addetti perché vengano dagli altri centri e 220 addetti che entro un anno verranno assunti anche i polesani. Quindi magari chi sperava si cominciasse subito ad assumere gente del posto, autoctoni, indigeni, è un po' presto. Però insomma, tenetevi pronti assolutamente, perché l'occasione c'è, insomma, per chi ha voglia di lavorare naturalmente. Vabbè, dai. Questa è un'altra cosa, dai. Però dai, c'è veramente bisogno di lavoro e di lavoro sicuro. Dai, allora, esaurito il primo argomento, ci sentiamo tra pochissimo per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. E siamo così rientrati e siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, naturalmente su Radio Diva FM, su Radio Colbe Rovigo e Made in Polesine Web TV.
1000 anni da Fosson, questo è il nostro secondo argomento. Ecco, 1000 anni fa, leggo nel pensa un po'. calzettino testuali, Sì. le truppe del vescovo di Adria assediarono il castello di Loreo. E allora cosa successe? Che allora hanno celebrato questi 1000 anni, appunto, il sindaco di Adria Barbierato con i rappresentanti del comune di Loreo, eccetera, per ricordare appunto che gli adriotti cercavano di espugnare il castello di Loreo. A parte che non sapevo ci fosse il castello Loreo, l'ho saputo adesso. Una cosa... So che sì. Loreo aveva Sì. un sacco di cose importanti, però non sapevo che 1000 anni fa ci fosse anche il castello. Anche a sommerse. Sembra ci siano parecchie cose. Sì, Vabbè. ricordiamo che Loreo forse è più antica di Adria, nonostante tutto, però fatto sta che gli adriesi cercarono di espugnare Loreo, e Loreo cosa fece? Attraverso la Serenissima chiamò quelli di Chioggia. Quindi, quelli di Chioggia per definizione sono cattivi. Gli adriotti Sono o arrabbiati. Gli adriesi presero le loro canne e se ne ritornarono a casa. Beh. Allora, perché ne parliamo? Innanzitutto perché è una cosa importante sapere la nostra storia. Abbiamo detto la volta scorsa, ha parlato di San Basilio, che ha più di 2500 anni, era fatta prima di Adria, era una stazione importante dove convivevano romani, etruschi, greci, eccetera, eccetera. Adesso, 1000 anni fa, anche Loreo era così importante. La nostra storia è importante saperla. Siccome noi tra l'altro abitiamo, io in particolar modo, nell'isola di Ariano, che è una delle terre più giovani d'Italia e anche più in progress, quindi 416 anni fa, dove abito io, Taglio di Po non esisteva, e quindi c'è nel nostro immaginario che il Polesine non ha storia. Invece poi andiamo a scoprire innanzitutto che il mare Adriatico prende il nome da Adria, quindi una certa importanza ce l'aveva. Sì, beh, certo, sì. Che Loreo aveva un castello che non lo sapevo, quindi magari ripristinare tutti questi ricordi potrebbe essere cosa buona e giusta. Quindi complimenti ai due comuni, Loreo e Adria, che hanno rievocato appunto questa battaglia del Fosson, che io non sapevo neanche esistesse. Vedi? Che non si è mai finito di imparare. E fare il veramente. programma è importante. Sì, perché si va in cerca di notizie e si trovano anche queste notizie, insomma. E quindi bravi a chi cerca di rievocare. Ricordiamo che magari nelle altre parti del Veneto ci sono le rievocazioni storiche di battaglie e rievocazioni storiche di questo e di quell'altro, e da noi poco. Si faceva a Taglio di Po il Palio della Carriola, e poi dopo per motivi organizzativi e anche economici non si fa più, però anche lì era un bel tentativo di ricordare i nostri scariolanti che tanta fatica hanno fatto per far diventare così bello e così prio questo nostro territorio, il Polesine, il più bel paese del mondo. Certo che sì, dai. La terra più giovane d'Italia. Voi che ci ascoltate da tutte le parti del mondo, sappiate che qua siamo il posto più bello d'Italia. Anche più dimenticato. Sì. No, dai, anche più dimenticato dei nostri politici, ma ne parliamo dopo. Ma ne parliamo subito dopo. Subito dopo. Questa qua ci sta qua un po'. Questa qua abbiamo il vagone qua. Dai. Allora, abbiamo così esaurito anche il nostro secondo argomento. Ci sentiamo tra pochissimo. Va bene, adesso siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Ci sono stati qualche giorno fa, la scorsa settimana, fine settimana, le elezioni regionali per il referendum e così via, e quindi noi vogliamo proprio parlare anche di questa cosa. Elezioni regionali in Polesine. Com'è andata? Allora, lo sappiamo tutti com'è andata, insomma, però dai, è giusto fare un piccolo rinfresco. In Veneto c'è stata un'apoteosi di Zaia, Zaia addirittura qualcuno anche se dice che non è vero, però ha asfaltato anche Salvini, quindi bisognerà rivedere un po' di robe, ma chi siamo noi per parlarne? Noi siamo qua per parlarne perché purtroppo, ancora una volta, secondo me, il Polesine non viene rappresentato in maniera adeguata. Perché? Nonostante che in Polesine alcuni personaggi, tra l'altro nostri grossi amici, Diego Crivellari da una parte per quanto riguarda il PD e la Valeria Mantovan per quanto riguarda Fratelli d'Italia, avevano preso una barca di voti, in Consiglio regionale, almeno da quanto vedo io, da quanto capisco io, ci va solo Corazzari, Cristiano Corazzari, che naturalmente noi salutiamo e ci complimentiamo per aver appunto anche preso il risultato, tra l'altro 5.000 preferenze, che non sono poche in una provincia come la nostra, però siamo poco rappresentati. La volta scorsa avevamo, oltre che Corazzari, avevamo Assalina e anche la Bardelle, che adesso non abbiamo più, quindi abbiamo un solo rappresentante nella provincia di Rovigo in consiglio regionale. Abbiamo detto miliardi di volte che siamo la provincia più dimenticata di tutto il Veneto, assieme forse
a Belluno, però la nostra ancora di più, e aver avuto magari un paio o perlomeno un altro consigliere regionale anche dell'opposizione che ci avesse rappresenti, insomma, avesse rappresentato, sarebbe stata cosa buona e giusta, ma purtroppo è così. Quindi bisogna rivedere innanzitutto, secondo me, anche il regolamento per le votazioni, perché sappiamo che per esempio la Valeria Mantovan aveva festeggiato la sua entrata in consiglio regionale, dopo un'ora è stata smentita perché con i resti praticamente avevano dato il posto a un'altra persona. Quindi, che dire, sperando che adesso, oggi è giovedì, magari nel frattempo potrebbe ribaltare tutto, perché i conteggi non sono ancora definitivi, può darsi che perlomeno la Valeria Mantovan possa entrare in consiglio regionale. A noi farebbe veramente piacere, non solo per l'appartenenza politica, ma soprattutto perché per avere un'altra rappresentante del nostro territorio in consiglio regionale. Ricordiamo, la provincia di Rovigo è una delle province più dimenticate. Zaia stesso da noi in 4 anni è venuto 2 volte, una volta per le votazioni comunque poche volte, adesso non vorrei dire volte, quando, sì, non vorrei dire magari 2 volte, ma è avuto un po' di più. Però ecco, un presidente di regione che viene così poco nei territori nostri, sì. Questo qua non va bene. Va bene, detto questo, comunque complimenti innanzitutto ai nostri amici che hanno preso tanti voti. Ricordiamo Laila Manangoni a Taglio di Po, ricordiamo anche la Maria Laura Tessari, che anche lei si è presentata, la Zalin stesso, c'era Daniele Ceccarello, quindi c'era un bel po' di amici che si erano presentati, quindi vabbè, purtroppo ci dispiace che purtroppo è andata così, ci dispiace che purtroppo pochi sono in consiglio regionale. Va bene relativamente, va bene un par di però dai, eccola. La vogliamo tagliare qua, perché altrimenti non la finiamo più, dai, ci sentiamo tra poco. E siamo così rientrati, siamo sempre noi, quelli di Medi Polesine, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Altro titolo, Delta Art, una grande realtà. Allora, che dire, cos'è questa Delta Art? Allora, Delta Art, diciamo cos'è. Delta Art è quell'associazione che sta cercando di colorare in maniera bella, elegante e veramente cromaticamente importante i nostri paesi. Praticamente fanno dei murali, una street art che si vede in alcuni paesi del nostro territorio, in particolar modo Taglio di Po, Loreo, Lendinara, eccetera, e dove degli artisti di fama mondiale veramente stanno facendo dei murales che a me piacciono molto. Non so se vi capita di entrare a Loreo, per esempio, dove c'era la cartiera o dove c'è ancora la cartiera, nel muro c'è questo murales bellissimo che colora veramente in maniera importante la città, come Loreo. Ho detto città perché Loreo è città, e ne parliamo perché a Taglio di Po è stato inaugurato un bellissimo murales di Alessio B, che è un artista importante, veramente di fama mondiale, ricordando Bansky, perché anche lui c'ha un alone di mistero. Io l'ho intervistato ed aveva la mascherina perché non vuole farsi vedere e riconoscere, quindi c'è tutto questo alone di mistero su questi artisti, e ha fatto veramente un murales bellissimo nell'asilo nido Il Girasole, se vi capita di passare vicino all'Ulse di Taglio di Po, veramente bello. Che dire, io volevo ringraziare per questo Melania Ruggini. Melania Ruggini è una nostra amica, venuto molto spesso qui in radio, l'abbiamo intervistata più volte, ed è lei veramente la promotrice di questo Delta Art, è veramente agguerrita, sta imporre alle amministrazioni comunali questi artisti. Un pregio anche alle amministrazioni comunali che partecipano, perché cercano di colorare, ripeto, cromaticamente importante questi lavori per dei paesi. Taglio di Po è stato uno dei primi che ha partecipato, infatti la palestra, alcune cabine dell'Enel, questo asilo sono... No, c'è da ridere, da pensare qualche anno fa, perché questi murales erano considerati quasi dei vandalismi, sì? Ecco, e quindi non era sicuramente riconosciuto come arte, come lo è adesso come arte, ma sembrava fosse un imbrattamento di muri, quindi una cosa che non si deve fare assolutamente. Invece adesso con questa sono stati riconosciuti praticamente, e si fanno questi bellissimi, devo dire, perché sono degli artisti, coloro sono che dei capolavori, sono veramente dei capolavori. Sembra impossibile che dipingere con la bomboletta sul muro possa
si possa ottenere un risultato di questo tipo. Veramente complimenti, veramente. Benissimo, una volta infatti nei murali c'era scritto viva la FI, esatto. La fisarmonica. No, comunque, se vi capita di passare, per esempio, a Taglio di Po, ripeto, l'hanno inaugurato sabato all'asilo Girasole, vedete questo bellissimo lavoro di Alessio B. Brava Melania Ruggini, brava l'amministrazione comunale, brave tutte le amministrazioni comunali che partecipano a questo circuito. Molto bene, allora noi tra pochissimo siamo ancora qui per continuare Made in Polesine. Ultimo argomento di oggi, ma veramente molto 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 importante, soprattutto per coloro che sono credenti e per coloro insomma che ci tengono a queste cose. Allora, crocefisso miracoloso. Allora, il titolo dice già tutto quanto. Nella cattedrale, che io anche questo non lo sapevo, scartabellando nelle varie notizie, abbiamo trovato che ogni 5 anni si celebra il crocefisso miracoloso nella Basilica Santa Maria Assunta nella tomba di Adria. E quindi il vescovo Pavanello è presente, tutte le autorità eccetera, perché c'è questo crocefisso che in periodi di carestie, di alluvioni eccetera è sempre stato esposto e ha sempre aiutato la popolazione. Ricordiamo, non so, anche a Taglio di Po la Madonna del Vaiolo, qua a Portoviro la Madonna, il Sant'Antonino, quindi queste le devozioni ai santi nei momenti di difficoltà si sono sempre ripetute. Adesso magari siamo più agnostici, crediamo molto meno, quindi adesso vabbè, comunque questo dopo è una cosa personale, che però è un fatto crede che quando, e chi non crede, quando ci sono difficoltà, tac, arriva sempre la credenza popolare nei miracoli eccetera. Ben venga. Ne abbiamo parlato nel primo step che hanno ricordato la battaglia del Fosson eccetera, quindi anche queste cose sono importanti da ricordare e da sottolineare. C'è una ricerca di spiegare tutto con il raziocinio. Io ho seguito Mario Tozzi in un convegno che ha fatto a Santa Maria in Punta quest'estate e appunto ci spiegava che cosa è stato secondo lui che ha fatto il mito dell'arca di Noè oppure il mito di Atlantide eccetera. Però spiegare tutto non va bene, lasciateci quest'alone di mistero e che magari a Taglio di Po il vaiolo sia stato debellato perché hanno esposto la Madonna per tutte le strade e quindi dopo ci sono anche i libri di revisione storica che hanno detto che magari perché non erano arrivati i vaccini sono arrivati. Però a noi fa piacere pensare che la Madonna abbia avuto un occhio di riguardo per la nostra comunità. Probabilmente anche il crocefisso miracoloso le cose magari si sarebbero risolte lo stesso, però il fatto che un crocefisso venga e la devozione della popolazione, questa unione di spirito di tutta la gente ti porti a credere che un crocefisso, che è fondamentalmente un pezzo di legno, ti faccia un miracolo, è una cosa giusta e grande. Quindi lasciateci sognare. Perché non crederci? Lasciateci sognare e lasciateci essere devoti a queste cose. Quindi ancora una volta complimenti alle rievocazioni storiche di questo tipo. Bene. Questo era, miei cari, l'ultimo argomento di oggi. Siamo quasi in chiusura, mancano solamente i saluti finali che arriveranno tra pochissimo. E con questo, miei cari, siamo veramente in conclusione dell'appuntamento anche quest'oggi. Made in Polesine termina qui. Comunque vi diamo come sempre l'appuntamento alla prossima settimana. Mi raccomando, ogni giovedì, e poi le varie repliche che ci sono durante il fine settimana sia su Radio Diva e anche su Radio Colbe, ovviamente. Non mancate di seguirci anche attraverso il video, attraverso il nostro canale, il nostro Made in Polesine Web TV. Con questo vi ringraziamo veramente della vostra partecipazione. Un ringraziamento da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Ci sentiamo la prossima settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1. Chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.